Venerdì 11 marzo 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo con la lettura dei titoli presenti nelle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Partiamo con il Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi, ulteriore richiamo alla guerra in Ucraina, il conflitto in Ucraina, profughi accolti in 26 centri. La regione, in questo caso la regione Veneto, fissa regole e servizi per gli hub, tamponi obbligatori, vaccini, interpreti e un supporto psicologico. La foto di copertina ci porta invece a Pechino con una vittoria tutta bellunese, festa del Silvestro a Pechino e argento nello slalom gigante. Il grave incidente nel 2013 che lo aveva lasciato su una sedia a rotelle, ieri la grande riscossa con la medaglia d'argento in gigante alle Paralimpiadi di Pechino. Grande gioia in tutta la provincia per la medaglia conquistata da René De Silvestro. Medaglia d'argento. L'approfondimento di De Rosa e Tancon lo troveremo da pagina 35 a pagina 36. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, il futuro delle terre alte, via libera del governo alla legge pro montagna. Un fondo per la montagna di 100 milioni quest'anno, di 200 dal prossimo, incentivi in favore dei medici e degli operatori sociosanitari che prestano la propria attività sulle terre alte, agevolazioni e premialità per gli insegnanti, sgravi fiscali e bonus per i giovani che decidono di restare. Il testo presentato dal ministro Maria Stella Gelmini è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. L'approfondimento lo troveremo da pagina 16 a pagina 17. Feltre, truffatrice, spilla 90.000 euro all'anziano prete subito scarcerata. L'aveva raccontata bene, condendo di lacrime una storia strappacuore e carpendo la fiducia dell'anziano sacerdote del Feltrino, spillandogli a poco una fortuna. L'approfondimento di Contento a pagina 23. Bando Borghi, fondi a Recoaro, l'amarezza di Melci, Biane, Rocca Pietore, PNRR Borghi, il bando da 20 milioni della regione premia Recoaro Terme e lascia a bocca asciutta i 3 comuni bellunesi in lizza, delusione a Borgo Valbelluna, Cibiana e Rocca Pietore. L'approfondimento lo troveremo a pagina 18. Le storie del Corriere delle Alpi, la fattoria del Piave è un'arca di Noè, pennuti australiani. L'approfondimento a firma di Alessia Forzine lo troveremo a pagina 20. Altri richiami per quanto riguarda la prima pagina del Corriere delle Alpi, colloqui in Turchia senza risultati, il primo incontro del negoziato, si spara ancora, notizia che riguarda l'emergenza e la guerra in Ucraina. Consumi, l'olio di semi può scarseggiare, i supermercati lo razionano. E ancora da Belluno, corsa dei prezzi al distributore, il diesel sfonda il muro dei 2,50 euro. Impennata dei prezzi del carburante con il diesel che nella maggior parte delle stazioni bellunesi ha superato la verde con punte sopra i 2,5 euro al litro. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita al territorio bellunese. Ed ecco come si apre l'edizione del Gazzettino di oggi. Diamo subito uno sguardo alla prima pagina. Ecco il titolo principale che ci porta ovviamente in Ucraina. Colloqui falliti, parlano le armi. Questo è il titolo a piena pagina. Nulla di fatto al vertice turco tra i ministri degli esteri russo e ucraino, città sotto assedio, missili su Odessa e Mariupol, il rischio di un'escalation del conflitto. Johnson, premier del Regno Unito, temo che Putin possa usare ordigni chimici. Biden, presidente degli Stati Uniti, sostenere Kiev. E la foto di copertina, il caso, il Viminale ai prefetti, prepariamoci a un esodo di massa. Una giovane rifugiata con un bimbo piccolo a Genova, profughi, allarme a nord-est, il Friuli Venezia Giulia aspetta la nuova ondata di profughi dall'Ucraina. Il prefetto di Trieste ampliare il sistema dell'accoglienza. Si pensa a tendopoli e grandi strutture. Il governatore Massimiliano Fedriga: non possiamo essere lasciati soli, e non esclude l'intervento dell'esercito. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino, Veneto, registrati 2.500 arrivi, un piano per 26 centri di accoglienza. Ovviamente si parla di 2.500 profughi dall'Ucraina. Le imprese, Padova e Treviso, 67 aziende offrono 240 posti di lavoro.
E abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno, Feltre, capitale triveneta della protezione civile, un evento che troveremo come approfondimento all'interno dell'edizione del Gazzettino di Belluno. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, l'invasione dell'Ucraina, la morte e la fuga da Kiev, la fuga dei cittadini ucraini dalla guerra. Questa foto è stata scattata a nord di Kiev, al centro della strada, una vittima delle bombe russe. L'incubo armi chimiche, sulla tregua niente intesa, la guerra rischia escalation e la Russia annuncia corridoi verso il proprio territorio, nulla di fatto nell'incontro Lavrov-Kuleba. Erdogan sente Biden sostenere Kiev. Nel vertice in Turchia restano le distanze, il ministro russo apre al summit Putin-Zelensky, la versione di Mosca: nell'ospedale di Mariupol non c'erano pazienti ma membri della brigata Azov. Altra pagina riferita alla guerra in Ucraina, Macron, presidente della Francia: non sono ottimista, la Russia permette a una squadra ucraina riparazione a Chernobyl, Schroeder va in missione dello zar, Schroeder ex presidente, ex primo ministro, scusate, della Germania. Hanno detto: abbiamo avuto la conferma che non avevamo alternative, chi riempie Kiev di armi deve capire che è responsabile delle sue azioni, Sergei Lavrov. E ancora, sul cessate il fuoco di 24 ore non abbiamo fatto passi avanti, con Lavrov sembra che su questo ci siano altre persone che decidono a Mosca, Dmytro Kuleba. Notizia di spalle, esplosioni, gelo e fame, vi raccontiamo l'inferno per 4 milioni di bambini, la denuncia di Kiev, già 71 piccoli morti e oltre 100 feriti, la volontaria, le mamme non hanno più latte per i neonati. Le città assediate, cadaveri nelle strade, pronte le fossi comuni, sono 1207 i civili uccisi in questi giorni di assedio sanguinario a Mariupol, le macerie sono disseminate di cadaveri e da alcuni giorni sono state create gigantesche fosse comuni, come purtroppo si vede da questo scatto. Odessa, quella trincea sul Mar Nero, lanciano missili dalle navi, ci difendono i nostri vicini. Mariupol, cibo finito, le liti per il pane, senza neve non c'è acqua e piovono soltanto bombe. La tragedia dei civili, Kharkiv, da 15 giorni nascosti sottoterra, le nostre case non ci sono più, il lusso è dormire in un vagone, un giorno tra i disperati che vivono nella metro in città, abbiamo parenti da salvare, dateci tregua, l'approfondimento a firma di Cristiano Tinazzi. E il terrore negli occhi che si può vedere dallo sguardo di questa anziana, una donna anziana viene aiutata dagli ucraini che stanno tentando di fuggire per abbandonare la città. E la guerra in Ucraina porta all'emergenza anche nel nord-est. Friuli, primo baluardo all'ondata di profughi, l'allerta del Viminale, il prefetto Verdè. Ampliare l'accoglienza, ora si pensa a tendopoli e grandi strutture. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Federica: non possiamo restare soli, e non esclude l'intervento dell'esercito. E sempre dal nord-est, industriali, 100 posti letto e offerte di lavoro per 240, la mobilitazione a Padova e Treviso, Zaia, presidente della regione Veneto, occupazione chiave di rinascita, il presidente destro, l'aggressione all'Ucraina scuote le nostre coscienze. Il vertice di Versailles, un recovery di guerra, così la UE sarà più forte, piano Macron anticrisi, falchi divisi sugli eurobond e Bruxelles fissa al 2027 l'indipendenza dal gas russo. Il presidente francese: questa guerra cambierà l'Europa più della pandemia. Ed ecco la storia UE che passa ancora dalla reggia, il teatro suggestivo del vertice di ieri, e oggi non è solo il celebre salone d'Ercole della reggia di Versailles in questa foto, perché si sta guardando da Facebook o YouTube, ma anche e soprattutto la Galleria degli Specchi. La politica italiana come si sta muovendo per la guerra in Ucraina? Draghi: non è recessione, ora sostegno alle famiglie, patto con Macron, aiuti UE a imprese e cittadini per proteggerli dai rincari. Il Premier: la risposta al dramma sia rapida come la reazione alla Russia. E in questo scatto confermato l'asse con Parigi, l'Italia e Francia sono perfettamente allineate, ha annunciato Draghi dopo il bilaterale con Macron a Versailles. Moratorie e bollette ridotte, 30 miliardi per gli aiuti, Bonomi: la politica a colpe. Terna: i costi dell'energia saliranno ancora, un fondo per sostenere le imprese più colpite. Notizia che riguarda in questo caso l'aumento notevole delle bollette, sia del gas e sia della luce, che stanno attanagliando il nostro paese.
E a proposito di montagna, la nuova legge incentivi a medici, prof e imprese, varata dal governo il testo sulle terre alte, pronti 100 milioni. Il ministro Gelmini: così contrasteremo lo spopolamento. Queste le misure: sanità e scuola, i sanitari e docenti, credito d'imposta per la casa, i medici di montagna avranno l'accesso preferenziale al ruolo di direttore sanitario, punteggi in più agli insegnanti delle scuole montane. Telefonia ed internet, incentivati la copertura dell'accesso ad internet in banda ultralarga e gli interventi sulle infrastrutture mirati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile. E ancora 3, contributi alle ditte, via i contributi sotto forma di crediti di imposta per le imprese agricole e forestali sensibili a clima e ambiente, sostegno fiscale alle piccole imprese gestite da under 36. 4, residenti fino a 40 anni, residenti fino a 40 anni che vivono nei paesi fino a 2000 abitanti avranno una detrazione di imposta superiore a quella prevista per il mutuo sulla prima casa. Io resto in montagna. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Questa notizia comunque che abbiamo trovato nell'edizione nazionale riguarda il sostegno e il futuro del territorio montano bellunese, ma a pagina 2 troviamo un'arma contro la fuga, non siamo più in periferia. Politici bellunesi euforici per la legge di cui anche l'edizione nazionale del Gazzettino ha dato spazio, di cui abbiamo appena dato notizia, che ora deve passare alla Camera. Nel 2022 sono previsti 100 milioni di euro per Belluno, Sondrio e Verbania. Il provvedimento interviene in particolare su sanità, scuola, telefonia e accesso ad internet. In questo modo sarà possibile combattere lo spopolamento. Fatti grandi passi avanti nel testo. Piano nazionale borghi esclusi tra i bellunesi, malumori e polemiche. La vittoria andata a Requaro Terme riceverà 20 milioni, ma era Belluno il territorio più rappresentato nella lista finale. Lo avete sentito, ben 3 erano i comuni della provincia di Belluno che avevano presentato un progetto. Parliamo di Cibiana di Cadore, parliamo di Borgo Valbelluna e parliamo di Rocca Pietore. Queste le dichiarazioni dei 3 sindaci. Cesa, sindaco del comune di Borgo Valbelluna: proveremo a capire se e come portare avanti questo progetto di sviluppo e crescita attraverso altre forme di collaborazione, ha detto il sindaco di Borgo Valbelluna. Il sindaco di Rocca Pietore, De Bernardini: il nostro territorio aveva tutti i requisiti che venivano richiesti, dalle certificazioni al numero di case. La polemica comunque finisce qui. Gosetti, sindaco del comune di Cibiana: non posso nascondere un po' di delusione, avevamo un bellissimo progetto, i Muralex sono un punto di forza del nostro territorio. Case di comunità con i fondi europei, serve un progettista, tra gli obiettivi anche la nuova collocazione dell'ospedale di comunità di Feltre, notizia che riguarda la sanità bellunese e che troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Andiamo avanti con le notizie del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 5, gruppi d'acquisto per risparmiare sulle bollette, 50 ditte associate. L'iniziativa di Appia CNA: abbiamo a disposizione un consulente specializzato nel valutare i vantaggi. Caro carburanti, i commercianti invocano l'intervento della politica, la cena al ristorante rischia di andare in testa alla lista delle possibili rinunce. E ancora il Rotary piange Ardillo, era stato primario di ostetricia, aveva 92 anni e per tutti era il medico pittore per la passione per il realismo magico. Grazie alla mostra organizzata da sua moglie nel 2019 avevamo raccolto 6.000 euro, questa è la dichiarazione del Rotary Club di Belluno. Continuiamo a sfogliare le pagine del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 7, solidarietà all'Ucraina ai sindaci in campo. Il presidente Padrin, nazionale sindaci, valuta la possibilità di una partita di calcio. E ancora Bristotto Dolomit, la strada verso i vecchi fatturati, Ambra e Pietra nella nuova campagna di marketing. Continuiamo con Feltre, prove di emergenza, 1.000 volontari da tutto il Triveneto. Sarà Feltre la capitale della sicurezza nel 2022. Dal 22 aprile la maxi esercitazione di protezione civile di tutto il nord-est. E ancora da Feltre, corso di autodifesa, 30 donne feltrine a lezione. Addio al veterinario, il Palio in lutto, Centinaio stese il nostro regolamento. È venuto a mancare il dottor Centinaio e l'omaggio appunto del Palio di Feltre. Ma continuiamo con pagina 9, fatto di cronaca, spilla 90.000 euro al prete in manette. I carabinieri di Feltre hanno fermato una truffatrice seriale con storie strappalacrime, era riuscita a raggirare il religioso. La 36enne arrivava con un complice, andava dal sacerdote a chiedere aiuto, arrestata sabato con la mazzetta in mano. Prete feltrino circuito da una 36enne di origine nomade, sborsa 90.000 euro per aiutarla. La donna, prospettando al religioso inesistenti problemi personali e stati di bisogno, è riuscita a scucirli nel tempo la maxi somma di denaro costituita da risparmi personali. Sabato mattina a Feltre l'arresto della 36enne accusata di truffa aggravata e colta in fil
in flagranza di reato. Stava ricevendo la mazzetta dal sacerdote, ma i carabinieri erano appostati e hanno visto tutto, sono scattate le manette e lei è finita in carcere. Poi il giudice l'ha rimessa in libertà con il divieto di dimora entro i confini della provincia di Belluno. Denunciato a piede libero anche l'uomo che l'accompagnava nella spedizione del prete. La MON, PNRR per le scuole di San Donato, Arsè addio al maestro Peppi, aveva 85 anni. Passiamo a Chiesa del Pago, imbrigliate le acque sotto la piazza, lavori al via, alla Mosano, cantiere da 800.000 euro per tenere stabile la falda nel sottosuolo. Sospirolo, ex scuola di Grona, associazioni in fila per trovare posto, avviso del comune per assegnare i posti in scadenza. Altre notizie da questa pagina del Gazzettino di Belluno: al Pago 1,5 milioni per 2 mense e una palestra grazie ai fondi PNRR. Ponte nelle Alpi chiude con un mese di ritardo la stagione di teatro per i bimbi. E adesso siamo a Taibona, a Gordino nasce l'asilo diurno per cani, ospitalità e addestramento, in consiglio la variante urbanistica per la recinzione dell'area adibita a pascolo. A gestirlo Raissa Ongaro, educatrice cinofila che si è licenziata da Luxottica. Rocca Pietore, centro sollievo per anziani, ora si riparte dopo 2 anni di chiusura per il Covid, la struttura riapre. Il sindaco Lasca gestirà il servizio nei locali di proprietà comunale a Bosco Verde. Pieve di Cadore, diedi l'allarme, poi minacce di morte, sfilata di testimoni al processo per rogo e truffa della pizzeria a chi chiamò i carabinieri quella notte tra lettere minatorie. La madre dell'imputato Zanettina ha accettato di testimoniare nonostante quelle missive e la possibilità di non rispondere. Santo Stefano, galleria, incontro rinviato, i sindaci adesso sperano nei fondi del ministero, l'incontro tra gli amministratori e l'ANAS è stato aggiornato, Ianese speriamo nell'aiuto anche dalla regione, la dichiarazione del presidente dell'Unione Montana del Comelico. Cortina, centro del curling, tocca al comune, lavori al via entro l'anno. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 16 e ovviamente, come già fatto anche dal Gazzettino di Belluno, in primo piano vi è la legge sulla montagna, il futuro delle Dolomiti, sulle Dolomiti, sì, del governo, detrazioni per la casa e fisco più dolce. Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri ci sono anche aiuti economici per medici e insegnanti che scelgono le terre alte. Queste alcune dichiarazioni, basta squilibri, il ministro D'Incà. Il ministro bellunese: non solo risorse economiche ma un nuovo assetto per limitare gli squilibri sia economici sia sociali rispetto ai territori non montani. Il presidente della regione Veneto Zaia, il presidente scuole, telefonia, internet, aiuti ai giovani assieme a una sanità rafforzata sono misure fondamentali anche in ottica olimpica. Loren Berton, presidente di Confindustria, la presidente degli industriali, si augura che Camera e Senato procedano rapidamente, nessuna scusa di fronte a un atteggiamento indolente. PNRR, Borghi premiato Requaro, i 3 bellunesi a bocca asciutta, ed ecco le dichiarazioni che abbiamo comunque già trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Incominciamo con il sindaco di Rocca Pietore: sotto Guda aveva le carte in regola, la delusione è forte a Rocca Pietore. Stefano Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna, cercherà altri fondi, siamo orgogliosi del nostro progetto. Il primo cittadino di Cibena di Cadore Gosetti, piccola Kathmandu delle Dolomiti, la nostra iniziativa non si ferma di certo. E adesso si parla di politica nel capoluogo. A pagina 19 del Corriere delle Alpi, dei Pellegrini dice no ad accordi sulla giunta, si conteranno i voti. Il candidato sindaco aspetta che Fratelli d'Italia sciolga le riserve sulla coalizione, mai messo veti, servono le competenze di tutti e tutti saranno rappresentati. Riva Moro, uccelli australiani e moffette, attrazioni alla fattoria del Piave. Elisa Da Canale e Damiano Prizzon riapriranno domenica dopo un inverno di lavori, pronti un nuovo parco giochi, l'antica officina del Maniscalco e l'ingresso western. Notizia di spalle: è morto Luigi Ardillo, ex primario e presidente Rotary. Aveva 92 anni, a San Martino di Belluno guidò il reparto di ostetricia e ginecologia. Siamo a pagina 21, immigrazione, autisti, medici, camerieri ma anche sallatori. ABRM offre lavoro all'estero, scovati 1150 cervelli bellunesi. De Bona lancia un appello, qualcuno rientrerebbe ma servono alloggi e contratti più stabili. Ma continuiamo con pagina 22, Feltre, lottizzazione e viabilità, Farra, abitanti preoccupati, osservazioni e una raccolta firme contro la linea dettata dal comune. I residenti hanno incontrato l'amministrazione per presentare le loro lamentele.
Siamo a pagina 23, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, spilla 90.000 euro all'anziano sacerdote. Altre due notizie brevi che riguardano sempre Feltre, cucina in fiamme per un cortocircuito alla K aspirante. L'incendio è scoppiato poco dopo le 13 e in casa non c'era fortunatamente nessuno. E ancora da Feltre, corso di autodifesa per le donne targato Portoria. Passiamo adesso a Cesio Maggiore, siamo sempre nel Feltrino, Zanella pronto a tentare il bis, incognita quorum a Cesio. A giorni attesa l'ufficializzazione della disponibilità dell'attuale primo cittadino, la minoranza non scenderà in campo e per ora nessun altro si è candidato. Zaia applauda il patron della Mecano Stampi, imprenditore che condivide i successi. Ha fatto parlare la scelta di Ludovico Trevisson di devolvere 50.000 euro ai dipendenti per l'80° compleanno, notizia che ci porta a Limana. E sempre da Borgo Valbelluna a Bruso Laveccia salta ancora, ma si lavora in vista del Giro. Aperte le candidature per i capi frazione, notizia che riguarda sempre il comune di Borgo Valbelluna. E adesso con pagina 26 andiamo a Longarone, statale a senso unico, deviazioni attivate senza intoppi ma con malumori. La viabilità provvisoria prevista sino alla fine dell'anno, Padrina, il sindaco del comune di Longarone, l'iter della variante sta procedendo nel 2023 i lavori. Agordo torna alla Veccia, poppa sul Broi dopo 2 anni di stop forzato. Il comitato promotore ha fissato l'appuntamento per domenica 27 marzo, modificata la viabilità per consentire la tradizionale sfilata attraverso il centro. Ancora dalla Gordino, Cencenighe, ultimo saluto a Ongaro, data non ancora fissata. Selva di Cadore, portato a spalla e calato dopo l'infortunio. Soccorso rocambolesco l'altro pomeriggio dopo un incidente durante dei lavori boschivi. Il soccorso alpino della Val Fiorentina e di Alleghe è intervenuto a monte della strada statale che da Caprile va a Selva. Taibone, edilizia sotto i riflettori, martedì in consiglio, Agordo sezione CA in uscita alla Forcella del Nevaio. E adesso notizie dalla Val di Zoldo, Croce Verde, sodalizio in salute, ripartono le attività formative. Con pagina 28 ecco le notizie che riguardano Cortina e il Cadore. La prima è riferita allo sport curling. Per il Curling Center le prime date certe, lavori da inizio 2023, piste aperte nel 2024. Il sindaco annuncia che il progetto torna in capo al comune. Diana Gaspari, c'è finalmente l'accelerata che serviva. Pieve di Cadore, mordi e fuggi, saltata per aria, puzza di benzina ovunque. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, come quella rivolta alla Galleria del Comelico e strada di Val. Ora l'ANAS valuta l'ipotesi di recupero, ma occorrono 50 milioni. Cortina, ricatto a luci rosse, patteggia quasi 2 anni. E adesso siamo alla rubrica Cultura e Società, la mostra Sabine Weiss, fotografia e poesia dell'istante, il testamento di una vita e di una passione. Alla Casa dei Tre Occi, l'ultima esposizione, Marsilio Arte annuncia la nuova sede, sarà all'ex convitto della Fondazione Cini, notizia che ci porta a Venezia. Giorno e notte una masterclass di pianoforte al Bembo, lo Steffani diventa conservatorio diffuso, sempre più solido il legame con Scuola Miari, 20 allievi a lezione dal maestro Ferrati, domani il concerto finale. Ancora da Giorno e notte, Gloria in Magnificat a Cortina con un cast attrazione femminile. All'Alexander Girardi Hall viene ospitata una serata dedicata ad Antonio Vivaldi, le 3 interpreti sul palco con Les Blanc, Concerto Romano e il coro Vox Nova. Notizia di spalle, la mostra si alza al sipario sulla mostra dedicata a Luigi Cima, domani l'apertura della rassegna nelle 3 sedi di Meltri, Chiana e Lentiai. E adesso lo sport bellunese, calcio di promozione, Parteglia il big match al vertice, importante non decisivo. Calcio di Serie D, Somacal predica calma, momento particolare ma la Dolomiti fa punti. E adesso andiamo a Pechino, ma con un respiro bellunese, il sogno d'argento di René De Silvestro. Il gigante regala la medaglia al Cadorino, grandissima rimonta nella seconda manche, è la prima volta assoluta dello sci alpino azzurro nella categoria sitting. L'articolo a firma di Gianluca De Rosa. Il sogno di René De Silvestro è diventato realtà, Pechino è dolce per lo sciatore di San Vito che abbraccia la sua prima medaglia paralimpica. Un argento frutto del secondo posto conquistato in gigante alle spalle del fuoriclasse norvegese Jesper Pedersen, maturato con una entusiasmante rimonta nella seconda manche dopo che la prima era andata tutt'altro che bene. I complimenti del presidente Pancalli, un bel viatico verso Milano-Cortina 2026. La storia dell'atleta di San Vito, il grave incidente in pista nel 2013, la rivincita arrivata 2998 giorni dopo. E un altro approfondimento in merito alla vittoria del bellunese René. Non avrei mai immaginato di arrivare fin qui, è un premio per me. Il Cadorino è commosso e ripensa ai tanti sacrifici fatti dopo il 2013, grazie a chi mi è stato vicino, dalla mia famiglia ai miei allenatori.
Hockey Alps League, pagina 36 del Corriere delle Alpi, il Cortina passa a Linz e vola ai quarti di finale. Poker firmato alla Cedelli, Barnabò, Bassaraba e Alverà. Martedì il via ai playoff con avversario ancora da definire. Notizia di spalle, l'edizione 2022 degli A-Off, 6 bellunesi in Finlandia alle Olimpiadi giovanili dal 20 al 26 marzo. Ora l'Ital Benetton si affida ai giovani per sfidare la Scozia, mondo del rugby, 6 nazioni, domani all'Olimpico, 11 trevigiani titolari, Clovlin con Nicotera e Marin, pressione tutta su di loro. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Residua viabilità soprattutto sulle prealpi e sulla pianura occidentale a inizio giornata, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.